Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dalla mascherina principale, oggi parleremo di un circuito radionico per riallineare la massa corporea o anche un circuito pondoregolatrice, cioè nel senso che dovrebbe aiutare a praticamente riacquistare il peso forma. Però bisogna dire anche una cosa molto importante: questo circuito da solo non può fare miracoli, ma ha bisogno anche del vostro sostegno, cioè nel senso che dovete in un certo senso incominciare ad avere una visione di un'alimentazione equilibrata secondo il vostro peso, massa corporea e praticamente anche metabolismo. Quindi se siete persone sedentarie, magari questo circuito aiuta a cercare una situazione ideale perché vi attiviate. Quindi un circuito a largo spettro non va bene, cioè è largo spettro nel senso che è un circuito che in grandi linee copre tutta la massa di persone che vorrebbe in un certo senso riacquistare il peso ideale. Chiaramente voi sapete che anche voi ci dovete mettere il vostro, quindi avere un'alimentazione curata. Non si può pensare di mettere il testimone in questo circuito e poi che questo circuito si attivi dopo una settimana e vi incomincia a far andare via la fame, oppure in un certo senso vi faccio dimagrire senza che voi possiate prendere degli accorgimenti sulla vostra abitudine alimentare. Quindi la prima cosa da capire è che senza una piccola vostra cura nell'alimentazione questo circuito può fare poco. Certo è che questo circuito cercherà di fare tutto il possibile per fare in modo che voi possiate in un certo senso attivarvi in questa direzione. Quindi adesso oggi lo vediamo. Vi ripeto che è scaricabile liberamente nel sito del capitano.altervista.org e nei nostri gruppi Facebook di Ildegare Marietto Veneziano. Bene cari amici, adesso vediamo un po'. Ipotizziamo sempre di mettere qui nel cerchietto il nostro testimone e facciamo la domanda, così che vediamo se questo circuito radionico per riallineamento massa corporea può funzionare. Ipotizziamo che mettiamo il nostro testimone e vediamo che il pendolino in questo caso qua dice di sì, vedete? In questo caso qua dice di sì. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che potenzialmente questo circuito ci può aiutare a perdere o riallineare la massa corporea, che può essere anche degli adipocidi, cioè il grasso. Una cosa importante è che ci vuole il suo tempo. Io l'ho usato, ho perso 44 kg, poi vi ho spiegato un'altra pillola, sono sceso fino a 68, poi il mio peso forma, visto anche l'età, è di 70, 76, 78 kg, quindi li ho rimessi su, però effettivamente dopo un anno e mezzo il circuito è partito e effettivamente ha fatto quello per cui è stato creato. Quindi posso testimoniare, ma non solo per il sottoscritto, ma anche per altri che l'hanno utilizzato, hanno avuto dei riscontri, chiaramente non subito, ma dopo un po' di anni hanno avuto dei miracoli, cosa che non erano riuscito con qualsiasi altro metodo. Quindi, detto questo, togliamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione e usiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento. Vi ricordo che questi quadranti si possono scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org. Mettiamo il nostro testimone, prendiamo il pendolino e chiediamo se questo trattamento tramite il circuito radionico per riallineamento massa corporea può andare bene per noi. E vedete che dice che è favorevole, quindi sicuramente avrà un successo. Poi un'altra cosa, qui non chiediamo il tempo tramite il circuito, perché questo circuito è da lasciare attivo fin quando non si raggiunge proprio risultato, perché chiaramente sapete che con l'alimentazione ci vuole tempo prima che il corpo si attivi anche a livello eterico, e quindi lo lasceremo sempre in posizione attiva, magari sopra un armadio, dentro un cassetto, insomma un posto protetto dove nessuno possa toccarlo o in un certo senso sabotarlo. Quindi togliamo, prendiamo il nostro circuito, ve lo faccio vedere, eccolo qua, lo trovate
nel sito del capitano.altervista del vostro Marietto Veneziano. Vi ripeto ancora che questo è un circuito non su misura, ma un circuito generico. Se volete un circuito su misura, chiaramente professionale, potete contattare o la Hildegarda o Marietto Veneziano, e chiaramente ha dei costi. Questo qui è un circuito radionico standard, generico, che in teoria funziona con tutti, chiaramente ci mette il suo tempo ed è un circuito che deve essere sempre seguito tramite un'alimentazione corretta, bilanciata. Poi si vede anche a dipendenza del peso. Se una persona pensa di essere grassa ma ha il suo peso forma, il circuito certamente non aiuta. Quindi bisogna anche pensare che questo circuito è fatto in modo da preservare qualsiasi tipo di patologia, tipo anoressia o bulimia, insomma tutte quelle cose che in realtà al posto di farci dimagrire in modo corretto ci deteriorano l'eterico e il corpo. Quindi ecco, mettiamo il nostro circuito, mettiamo il nostro testimone, prendiamo il nostro pendolino e lo facciamo girare almeno 21 giri, in senso orario chiaramente. Noi possiamo lasciarlo in teoria, anzi sarebbe l'ideale lasciarlo fin quando non si scarica il pendolino, così che raggruppi sia il circuito sia il testimone e possono lavorare in modo corretto. Vi ricordo che questa è una macchina radionica, anche se è solamente grafica su un pezzo di carta, è sempre una macchina vibrazionale che lavora con le onde di forma. Bene, fatto questo, praticamente cosa dobbiamo fare? Ipotizziamo che adesso abbiamo fatto almeno 21 giri o che il pendolino si sia fermato. A questo punto noi, per il semplice fatto che in questo caso qui è una pillola didattica, ci fermiamo, prendiamo la nostra macchina radionica. Vi ricordo che qui ci dovrebbe essere il testimone, che può essere una fotografia, un capello, un pezzo di unghia, un pezzettino di ovato imbevuto con la saliva del testimone, oppure il nome scritto, nome, cognome, data di nascita, e lo si posiziona in un posto sicuro e si lascia fin quando non si raggiunge l'obiettivo. L'obiettivo può essere anche dopo 1 anno e mezzo, come è successo a me. Io pensavo che non avrebbe più funzionato e in un momento ho cominciato a perdere chili e tramite anche un'alimentazione corretta ho perso ben 44 kg. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa pillola. Vi ricordo che se non l'avete ancora fatto sarebbe bello se vi iscrivete al canale di Hildegarda, al canale del Marietto Veneziano. Se volete ci potete trovare nei gruppi Facebook dove trovate anche questo circuito, e venite anche a trovarci nel nostro canale Telegram dove ogni lunedì sera facciamo degli incontri didattici esoterici. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!